Sono 11 signs che il Fogolar Civic si chiama Culin, che è particolare tra la città storica di Udin e i Borgs, tra la città della periferia. Dunque è un puesto di cerniera, un puesto particolare dal punto di vista culturale e storico, e si chiama Culin a tor di queste tei che lo viene plantata appunto dal 2012 per riguardare i 500 anni che è stato copato a Villac, il primo grande menador di popoli furlan moderni appunto delle nostre storie, Tony Savorgnan. Tony Savorgnan è una figura ledrose, ma una figura ledrose in maniera che potevano essere sfiguri dai grandi politics, dai teams di Rinascince, in bene e in male naturalmente, che dal DDV non sono tanti migliori. Ho voluto riguardare il bene, non il male di questi personaggi, allora ho voluto riguardare il bene, ho voluto riguardare il fatto che se è vero che egli era ambizioso, se è vero che voleva diventare il principe del Friuli, lo ha fatto sveante il popolo, lo ha fatto sveante la inte quintri di una sovrastanzia, di un corpo di sovrastanza, di governance che ieri usas ormai a pestare sotto il popolo e che il popolo l'accettasse soltanto. Tony Savorgnan è stato incolpato delle più grandi rivolte popolari d'Italia e del Rinascimento, la prima grande ribellione popolare dell'Europa moderna, l'Europa moderna che si finisse con l'assalto a Tiestiel de Bastiglia a Parigi, ma si viarci dal punto di vista culturale e politico la grande ribaltone di Oibe Grasse dal 1511, da che i Furlans e il popolo dall'assalto ai Tiestiel della nobiltà feudale. Possiamo riguardare allora un personaggio che è difficile di dismentare, ad esempio il Maomet dai rustici, il Maomet dai contadins, il benemerit dal popolo dai Borgs di Udin, una città che in che volte dal 500 sapeva sei capital popolare, dal senso di sei riferimento per tutte le popolazioni che sul territorio del Friuli si sentivano pestati sotto i pis in che volte della nobiltà feudale. Allora un gran Tudin che non esiste più e che non vince rutto però di rimodernarlo un po' perché coscienza dal DDV troviamo nostre commemorazioni, riguardi storici e reclams alla coscienza civiche delle nostre comunità locali e regionali, che stanno a son 800 anni di fondazione della città di Udin, dunque un riguardo particolare perché che all'estate sarà il più amato leader popolare delle storie udinese passate, lontane, moderne ma lontane, e dunque una figura che fa parte di una galleria di quadri di ritratti che sono la muse di queste nostre città.